Nel portale online dell'ULSS 10 del Veneto Orientale si sono registrati anche 10 ultracentenari. Il record spetta a 3 cittadini classe 1911. A 104 anni possono prenotarsi le visite via internet o scaricarsi gli esiti degli esami, evitando code e lunghe attese agli sportelli. Una pratica che rappresenta il futuro, ma per far questo è necessario che l'ospedale sia sempre più vicino al paziente. È per questo che 13 comuni del Veneto Orientale hanno messo a disposizione dei punti di accesso web, dove i residenti possono imparare a utilizzare i servizi di sanità online. I cittadini potranno recarsi in questi luoghi e lì fare le prenotazioni e lo scarico dei referti. Quindi un aiuto per i cittadini, un grande risparmio per loro, perché si risparmia in benzina, in tempo, e in questo modo la sanità si avvicina sempre di più alle esigenze dei nostri cittadini. Un'esperienza che potrà essere estesa successivamente a tutte le ULSS del Veneto. Quello presentato a San Donà di Piave è un progetto pilota, il primo del genere in regione, ad affiancare l'azienda sanitaria Arsenal, il consorzio delle aziende del Veneto che festeggia 10 anni di vita e del cui scopo è sviluppare progetti a favore dei cittadini utenti. È un progetto che si collega a un altro della regione Veneto, che è P3A, che è lo sviluppo nei comuni di punti di accesso e di informazione e di formazione dei cittadini per utilizzare gli strumenti digitali, per utilizzare internet. Risparmiare tempo ma anche denaro. In 4 anni sono oltre 130.000 referti spediti online, in pratica 1 su 4, un risparmio per le casse dell'azienda sanitaria del Veneto Orientale di 1,5 milioni di euro. Dobbiamo soprattutto fare in modo che quei cittadini che non hanno dimestichezza con i sistemi informatici abbiano la possibilità, attraverso appunto questo progetto di Click in Salute, di trovare nel proprio comune vicino a casa qualcuno che li aiuti a utilizzare questo sistema.